Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo ora di metaverso perché gli studenti del Duca degli Abruzzi in quest'anno hanno sviluppato un progetto interattivo per l'apprendimento, così possiamo dialogare con i grandi del passato. Ci hanno raccontato, vediamo. Ciao, chi sei? Parli con Edgar Degas, artista francese dell'Ottocento. La storia dell'arte e dell'impressionismo studiata facendo domande a chi quelle tele le ha dipinte. È una nuova modalità di apprendimento, quella sviluppata dal Liceo delle Scienze Applicate al Duca degli Abruzzi di Treviso. Vorrei sapere qual è la tua opera più famosa. La mia opera più famosa è La classe di danza, che ritrae ballerine in uno studio di danza. Questo progetto può essere una grande opportunità per le materie di indirizzo, ma anche particolarmente astratte come matematica, chimica, fisica, e creare un'esperienza immersiva, un'esperienza che si può riprodurre anche per esempio per ricreare un'interazione di tipo chimico, di tipo fisico, le particelle oppure gli atomi. Già qualche ragazzo di prima ha iniziato, per arrivare a un livello molto elevato come questo che hanno realizzato i ragazzi, e quindi permettere un apprendimento sicuramente più efficace e anche più accattivante. Utilizzare le tecnologie come il metaverso, come possono essere i visori e come può essere un'interazione con l'umanoide, è qualcosa di accattivante, coinvolgente e che può investire tutte le fasce d'età. L'idea è lanciata dai professori e l'opportunità colta dai ragazzi che da zero hanno messo in piedi il progetto. I nostri professori sono molto felici di quello che siamo riusciti a realizzare e anche i nostri compagni di classe che hanno potuto usufruire. C'è entusiasmo tra i miei compagni di classe perché hanno fatto letteralmente la fila per provare il progetto quando siamo andati in aula di robotica. I visori appunto ne abbiamo 4, quindi sono in disponibilità limitata, però siamo riusciti a farlo vedere a tutti. E agli Edolo di San Zenone degli Ezzelini, bambine e bambini al lavoro con la scienza per realizzare cosmetici naturali. La bellezza della scienza riportata al quotidiano, ne sanno qualcosa bambine e bambini della primaria Barbarigo di Liedolo, di San Zenone degli Ezzelini, protagonisti in un progetto che li ha visti impegnati in esperimenti, studi, raccolta dati, ma soprattutto l'utilizzo di erbe per la realizzazione di creme e oli essenziali, tutto rigorosamente biologico e naturale. L'ultimo giorno di scuola è stata così l'occasione per mostrare il loro lavoro, partito 4 anni fa, subito dopo la pandemia, con la realizzazione di un orto scolastico. Attraverso lo studio del comportamento dell'acqua e altre questioni di tipo scientifico hanno imparato a capire come funzionano certi meccanismi della natura e questo processo non è stato solo teorico, ma ha anche avuto un risvolto pratico. Già 2 anni fa, per la festa della mamma, abbiamo realizzato una crema di calendula da regalare alle mamme il loro giorno. Ecco, i bambini hanno partecipato tutti a questo lavoro, dalla prima alla quinta, e sono stati bravissimi. Ci sono 2 creme e un idrolato o un oleolito. Tipo ci sono vari, c'è l'oleolito di carota e menta qua, che serve per abbronzarsi. Ci sono anche... Che è perfetto per questa stagione. Sì. Poi ci sono anche delle creme che servono tipo per gli anziani se hanno male la schiena, per i dolori. È stato difficile farle? No, ci sta. E in questo ultimo giorno di scuola, che dire ragazze e ragazzi? 1, 2, 3... Weekend di eventi per festeggiare i 10 anni dell'Associazione Treviso Sotterranea, svelate ai turisti ma soprattutto ai trevigiani le bellezze nascoste sotto le città. Un convegno sulle fortezze bastionate rinascimentali a Palazzo dei 300 e poi la grande festa sulle mura, fine settimana dedicato alla celebrazione dei 10 anni dell'Associazione Treviso Sotterranea, un momento importante per ricordare l'attività dell'associazione che si propone di far conoscere ai turisti ma soprattutto